Benvenuti, nuova puntata di Soundtrack City, sempre qui con me Massimo Privitera di colonnesonore.net. Ciao Massimo. Ciao Marco Tessoni di Soundtrack City. Allora, dunque, oggi abbiamo un appuntamento, un'intervista con un grandissimo strumentista prima di tutto, violinista, nonché anche però compositore, anche se lui non ama essere definito così e ce lo spiegherà poi perché. Sto parlando di Pierluigi Pietroniro, peraltro collaboratore storico di Ennio Morricone. Parlaci un po' di lui, Massimo. Hai detto bene, collaboratore storico fin dai tempi sua prima recording session con una colonna sonora diventata epocale, un capolavoro assoluto di Morricone. C'era una volta in America, quindi figurate quale migliore inizio per una carriera di strumentista e di violinista. Tra l'altro Pierluigi è una persona incredibilmente simpatica, straordinaria, anche un bravo compositore. Lui ha partecipato alla prima edizione del Mercurio d'Argento, festival dedicato alla musica per immagini che si svolge a Massa. Abbiamo fatto anche uno speciale quest'anno, no? Bravissimo Marco. Hai visto che la memoria non ti viene meno? E ha vinto 2 mesi fa è accaduto. E ha vinto nella categoria miglior documentario con il documentario per l'appunto Storie di Altro Mare. E mi faceva piacere leggere la motivazione, che tra l'altro è stata anche scritta da me, perché io insieme a Max Viale abbiamo proprio votato Pierluigi per l'equilibrio fluido della scrittura musicale che accompagna il ritmo onirico del documentario, composizioni fantasiose, non convenzionali, in bilico tra atmosfere eterogenee, frutto di una ricerca sonora elegante ed efficace nel valorizzare e potenziare il racconto filmico animato della vita e delle visioni artistiche del personaggio principale narrato in questo documentario, che tra l'altro vi invito a scovare in rete, a cercare, perché è veramente particolare. E Pierluigi, che ci racconterà, ha realizzato una colonna sonora molto vintage, ma proprio in omaggio ai grandi autori della nostra tradizione cinemusicale italiana. Bene, allora andiamoci ad ascoltare questo personaggio musicista, amico, arguto e divertente, Pierluigi Pietroniro. Ciao Massimo. Ciao Marco. Salve a tutti, buonasera, eccoci a una nuova puntata monografica di Soundtrack City. Ciao Massimo, noi già abbiamo fatto l'introduzione iniziale al nostro ospite, quindi bando alle ciance e facciamolo apparire. E vai con Pierluigi Pietroniro. Ciao Pierluigi. Buonasera, ben trovati. Ben trovato a te. Pierluigi. Allora, abbiamo già detto un po' di informazioni circa Pierluigi, in sintesi violinista e valente compositore, e da qui parte tutta una storia che adesso cercheremo un attimo di capire con lui direttamente. Senti Pierluigi, la domanda che faccio sempre all'inizio a tutti gli intervistati è: tu che musica ascoltavi da ragazzo e come ti sei avvicinato al tuo strumento? Allora, io ho iniziato l'approccio con la musica studiando privatamente da bambino a pianoforte. Avevo un papà che era un musicante, un vero musicante, era un autodidatta di tutti gli strumenti. Durante la guerra ha suonato nelle orchestrine da ballo, tra l'altro collaborò anche con il papà di Morricone e credo con il piccolo Morricone, con il giovane Morricone, perché suonavano con la stessa orchestra da ballo in Piazza Sedra. C'era un locale e mi ha detto più volte che suonava appunto sicuramente con il papà, e qualche volta ha visto anche il giovane Morricone, che era molto più giovane di lui, insomma, papà era più anziano. E niente, quindi poi sono entrato al conservatorio, ho studiato violino in conservatorio e finalmente lo posso dire, ascoltavo tanta altra musica, ma all'epoca mia non si poteva dire che ascoltavo i Beatles, per esempio. Se dicevo che ascoltavo i Beatles mi cacciavano via, insomma, era una cosa quasi terrificante. Addirittura una volta andai a vedere un film, era il concerto allo Shea Stadium dei Beatles, cioè non ho sentito una nota, c'erano tutti che strillavano, tutte che svenivano, che le portavano in cioè sembrava di stare lì, era una cosa meravigliosa.
ma non l'ho potuto dire a nessuno che ho avuto questa esperienza, perché capito, cioè, bisognava studiare Bach, Paganini, Mozart, ascoltare solo quella musica lì, e quindi e poi sono sempre stato attratto dalle colonne sonore, perché è un mondo musicale, sono dei racconti in note che non hanno eguali. Ho ascoltato di tutto, insomma, poi ovviamente la formazione classica, ovviamente quella Sava Sandir, perché il conservatorio almeno all'epoca aveva ancora delle sue belle regole ferree di studio, di programmi, di materie complementari, e c'era la possibilità di ascoltare la musica dappertutto, c'era ancora l'orchestra della RAI, io abitavo tra l'altro vicino al Foro Italico, quindi ci sono cresciuto. Quello che adesso invece, che tra l'altro era l'auditorium più bello di Roma, il miglior auditorium acusticamente parlando di Roma, è diventato uno studio televisivo, e vabbè, e qui non dico altro, insomma, ma no, comunque c'erano le orchestre, io ho lavorato dal 1985 al 1994, anno di chiusura delle orchestre, prima Napoli e poi Roma della RAI, e poi in seguito Milano, e unirono tutte e quattro le orchestre in un'unica orchestra, nella Sinfonica Nazionale a Torino. E in quei 9 anni io lavorai lì con loro, andai anche a fare una tournée in Argentina e Uruguay, meravigliosa, nell'88, e venivano grandi solisti, grandi direttori, poi loro registravano tutto, quindi loro hanno un patrimonio in RAI spaventoso. Vabbè, insomma, siamo mi domando se conoscevi il mio insegnante di percussione, perché suonava nell'orchestra della RAI, cioè Antonio Striano. Non so se... Allora, se uno fa questo mestiere e se uno alla mia età non può non conoscere Antonio Striano, che era un signor percussionista, lui era il timpanista, quindi era il primo percussionista dell'orchestra RAI, ed era spettacolare, bravissimo, simpaticissimo, a volte anche molto burbero, però quando ci vuole, insomma, a Roma si dice quando ci vuole. Con noi allievi era burberissimo, no? Burbero. Ma all'epoca erano così, gli insegnanti erano così. Oggi, se un allievo entrasse in un conservatorio di allora, chiamerebbero i carabinieri immediatamente, i genitori dell'allievo chiamerebbero i carabinieri. All'epoca ti prendevano pure a schiaffi se non andava bene la cosa, tu gli davi ragione, dovevo studiare di più. Oggi viene lo zio, la mamma, il papà, le cose, e poi chiamano i carabinieri. Per Luigi, mi viene subito da chiederti, ma per te l'avvicinarti alla musica applicata alle immagini è stata una casualità, o come c'era quando ti piacevano le colonne sonore e quindi poi è stata quasi una conseguenza dei tuoi studi, della tua formazione? Come ti sei approcciato, ecco? Come ho già anticipato, era proprio una predisposizione naturale. Mi piace sempre raccontare che quando da bambino effettivamente, poi l'ho capito da più grande, giocavo, che fossero con i soldatini, che fosse con le macchinine, eccetera. Io ci dovevo sempre mettere la musica sotto, cioè all'azione, alla situazione che stava succedendo, io inventavo cantavo una musica di accompagnamento, era proprio una necessità, proprio, non so come dire. Purtroppo ho girato tutti gli psicologi del mondo, nessuno mi ha potuto aiutare per questa cosa. Quindi, assolutamente, era proprio un'esigenza così. E al di là di questa natura, poi è stato un po' il caso, un po' l'attività intrapresa ovviamente dello studio, il non aver iniziato a lavoricchiare da ragazzo. Le prime cose che capitano di solito, e magari all'epoca, era fare un po' di musica leggera, un po' di turni, qualche sigla televisiva, qualcosa, ti chiamavano a fare un disco, una cosa, insomma, e cominciavi a entrare in quel mondo lì come esecutore. Come autore è stato, tra l'altro, io ci tengo sempre a sottolineare che mi definisco un autore, non mi permetterei mai di definirmi un compositore, perché da diplomato in violino ho grande rispetto verso chi ha fatto gli studi, chi è diplomato in composizione e ha sputato sangue su quelle partiture, sulla tecnica, su tutto quanto, quindi per carità.
scrivo, io dico sempre scrivo e finché non sbaglio continuerò a farlo, finora è andato bene, ma non mi permetterei mai di definirmi un compositore. Mi ricollega a quello che hai detto prima, a proposito di compositori che tu hai frequentato, ecco, diciamo così. Mi sembra di capire che uno in particolare, cioè Ennio Morricone, non solo l'hai frequentato te, ma addirittura tuo padre frequentava il padre di Ennio Morricone, che è bellissima questa cosa. Era destinato. Era destino, chi lo sa. È incredibile. Allora, io ricordo la prima volta che tu sei apparso in Soundtrack City è stata nella puntata dedicata a Ennio Morricone. Che il tuo ricordo è stato veramente molto 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 toccante, intenso, leggero, c'era un po' dentro di tutto e c'era un po' dentro lo spirito di Morricone. Mi dici quando è iniziata la tua collaborazione con Morricone? Qual è il primo lavoro che hai fatto? E niente, mi capitò una volta che io ho anche un fratello più grande di me, anche lui violinista, e mi chiama un giorno e mi dice: guarda, ti chiamerà l'Unione Musicisti perché hanno bisogno di un violino per fare dei turni di registrazione, e ti chiameranno, fatti trovare pronto, cerca insomma di dare la disponibilità. Ero ragazzino, era il 1983, avevo 17 anni e mezzo, e mi ricordo che partii prestissimo perché non vedevo l'ora di entrare in questa cattedrale della colonna sonora. Arrivai e c'era l'organizzatore dell'orchestra, mi presentai, un giorno sono Pierluigi Pietroniro, bene, piacere, dico dove mi devo sedere, ci guarda lì in fondo, l'ultimo leggeresi con i violini, proprio messo copertissimo, come si suol dire, no? Insomma, per un novizio. E a un certo punto guardai al di là del vetro che separava la sala di registrazione con la regia e vidi dietro che c'era Morricone seduto. E dico, ma quello è il maestro Morricone? E questo mi disse, sì, dico, ma allora registriamo per Morricone oggi? Sì, che bello, dico, che cosa facciamo? Dice, un nuovo film, mi pare che si intitoli C'era una volta in America, l'ultimo film di Sergio Leone. Io avevo 17 anni, non è che insomma potessi tanto avere chiaro in che situazione mi era andata a mettere. Fatto sta che però quando iniziamo a registrare, innanzitutto il primo turno, il maestro salì sul podio, si mise gli occhiali, iniziò a registrare cuffie, eccetera, alzò gli occhi e mi fissò tutto il primo turno. Cioè lui mentre dirigeva fissando me. Io mi sono sentito un po' come a volte la lepre che scappa con l'aquila sopra che la insegue, no? E poi la guarda. Così, tutto il primo turno con lui che mi fissava, perché lui aveva visto questa faccia nuova, un ragazzino, e stava lì a vedere questo chi era, come suonava, se andava bene, se non andava bene. Finito il primo turno, con il secondo turno, quello del dopo pranzo, rilassato, dirigeva, e anch'io un pochino mi sono rilassato, perché suonare, vedere quello che ti fissava così era abbastanza imbarazzante, insomma, quindi e niente. E quindi quello fu il mio primo impegno, insomma il mio primo lavoro con lui. All'ultimo leggero secondo i violini per C'era una volta in America nell'ottobre dell'83. Ho capito, sarei stato pure a fare il terzo, il quinto, il decimo violino, quello che sia, ma voglio dire, stavi a fare una colonna sonora di un certo rilievo storico. Allora, a questo proposito, vedi, io poi non ci ho pensato, adesso l'ho messo forse lì. Io la sera del primo turno, all'epoca, bene o male, per fare un film di quella portata si lavorava per 5 se non 6 giorni, per 3 turni al giorno. Quindi si iniziava la mattina alle 9:30, mezzogiorno e mezzo, un turno di 3 ore, poi all'1:30 fino alle 4:30, dalle 5 alle 8 di sera. Si faceva mediamente questi 3 turni al giorno per 5 giorni, perché si registrava tutto, il tema principale, i titoli di testa, i titoli di coda, quelle che io poi negli anni ho chiamato le frattaglie, cioè quei piccoli inserti di 10 secondi,
va bene, tutto, si registrava tutto, perché la tecnologia che c'è oggi non esisteva, andare a fare dei lavori di montaggio, di taglio sui nastri era molto più complesso, ma proprio era uso che il compositore scriveva del cosiddetto M1, della musica 1, il tema 1, scriveva 10-15 versioni a seconda di quante variazioni, di quante varianti bisognava fare nell'economia generale del film. Erano un'infinità. Quelli che adesso si chiamano sub-M. Sub-M, bravissimo. Tu ti sedevi, avevi una cartellina praticamente con una pila di fogli che sembrava praticamente l'elenco telefonico, una pila di fogli così, e sapevi che saresti stato una settimana a fare quella cosa lì, insomma. Quindi, perciò io la prima sera tornai a casa eccitatissimo, già con la febbre di non vedere l'ora di tornare lì il secondo giorno a rifare questa cosa meravigliosa, e mi sedetti al pianoforte, strappai un foglio dal libro dal quaderno di armonia, e a memoria e come potevo mi ritrascrissi il famoso M1, che avevo chiamato, per me c'era una volta in America, perché poi era quello. Io non me lo voglio dimenticare, me lo fisso perché questo pezzo è così bello che non me lo voglio dimenticare, così me lo terrò sempre per me. Poi negli anni è diventato il tema di Deborah da c'era una volta in America, quindi voglio dire, mi sono andato a fissare una cosa che è diventato praticamente l'icona di Morricone, insomma, la firma. Tra l'altro, scusami se ti interrompo, Pierluigi, tra l'altro tema che Leone volle nel film, perché era stato scartato dal film di Zeffirelli, credo che era Amore senza fine. Amore senza fine, esattamente, per cui Ennio scrisse le musiche. Esattamente. Pensa un po'. Pensa un po', che le cose della vita. Quindi se l'avesse usato Zeffirelli, probabilmente io non sarei stato lì quel giorno a registrare quel tema, insomma, quindi forse, ma chi lo sa, sai, le cose della vita. Quella cosa lì poi spostò il mio azimut musicale, il mio percorso, perché una settimana in studio di registrazione con l'orchestra seduta sotto lo schermo di 7 metri per 3, perché nello studio grande dove c'era l'orchestra sinfonica tutta, venivano proiettati gli anelli, cioè vuol dire le sezioni di pellicola che erano state montate e che dovevano essere musicate. Quindi noi vedevamo proiettate sullo schermo cinema di 7 metri per 3, proprio esattamente come uno schermo cinematografico, vedevamo le scene. Vabbè, che vi posso dire, vedere quei primi piani di Robert De Niro, di quando torna in retrobottega, che è uscito dal carcere e rivede le immagini, e noi che suoniamo il tema di Deborah, e lì poi tra l'altro c'è un aneddoto spaventoso, meraviglioso, perché ovviamente c'era Sergio Leone poi in regia, che seguiva la registrazione e che metteva bocca su tutto. Quindi a un certo punto, quando iniziamo a registrare quella scena, chiamò Sergio Leone dalla regia con l'interfono, all'epoca c'era una specie di citofono praticamente, si parlò, e Morricone, sì, vabbè, adesso vediamo, ci proviamo, vabbè, ma avevamo detto, vabbè, ci prova, li mette giù, signori, da capo, vediamo. Anche lui lavorava sempre con il cronometro che aveva in tasca, se lo teneva nella tasca dei pantaloni per non fare il rumore, perché era un cronometro proprio meccanico di grande precisione. E dice: il regista vuole un po' una situazione differente rispetto a quello che avevamo pensato, proviamo a andare più sui sincroni delle immagini. Quindi praticamente che succedeva? Che quel tema, che è fatto di quel pedale di dominante meraviglioso di violoncelli e contrabbassi, su cui si aprono queste afflati musicali, questi respiri, doveva coincidere praticamente con l'azione nel momento in cui la camera si spostava andando lentamente verso una foto che lui ritrovava nel retrobottega, e quando si fermava sulla fotografia in bianco e nero rimaneva solo il pedale, poi la macchina si muoveva ancora, si spostava sull'altra foto e ripartiva il movimento musicale, stop di nuovo, ma il brano non era stato concepito in quel modo lì.
Quindi sospensione, tema, sospensione, tema, sospensione, esattamente, tema. Esattamente, che poi è scritto così, ma in quel momento Leone gli venne in mente di provare a fare una cosa che non era stata pensata né musicalmente e né nel montaggio. Però sentendolo e vedendolo disse: voglio provare a vedere se riesco a far coincidere movimento e stasi nello stesso modo. Ci abbiamo provato per 3 ore in tutti i modi possibili. Immaginare lui che partiva con questo cronometro e poi andava e poi si incavolava e sbatteva, c'è la signorina da capo, facciamo ancora, e poi usciva, andava in sala regia, tornava, oppure veniva Leone, gli diceva una cosa, ci riproviamo, 3 ore. Alla fine a un certo punto gli ho detto: senti Sergio, io il pezzo l'avevo scritto così, se te sta bene, bene, lo facciamo così, se no io lo levo, non c'è problema. E così è rimasto, perché effettivamente ha tutta la sua forza narrativa nel suo ritmo, ed è cioè, a quel punto andare a cercare di cucire il sincronismo musicale e filmico era una cosa che avrebbe snaturato la musica assolutamente. E su questo Morricone, il fatto che un brano musicale diventi un brano di Morricone alla Morricone, cioè perfetto, è l'importante, lui ha sempre detto, perché venga rispettata la musica, cioè quindi un discorso di ritmo che non può prescindere, cioè non puoi creare una musica che si piega a molla su qualche cosa, deve avere una sua struttura, una sua logica, quindi una corretta sintassi. Questo Pierluigi tristemente mi fa pensare che, ahimè, il futuro ha sempre ragione, però certo il digitale è andato e la possibilità di fare editing che c'è attuale ha fatto sì che, voglio dire, il pallino adesso ce l'hanno in mano persone che non sono necessariamente musicisti. Assolutamente vero, sì. Verissimo. Ancora alla fine, insomma, nelle ultime volte che incidevamo, ogni tanto quando Morricone voleva rifare qualche cosa, ogni tanto gli scappava ancora di chiedere al tecnico in sala di regia: ce l'abbiamo ancora di nastro? Possiamo fare ancora un'altra? Me lo sarei abbracciato, guarda, me lo sarei abbracciato. Mi è venuta in mente una cosa, scusami se ti interrompo, Marco. No. Perché ovviamente tu sei nato, diciamo, musicalmente da un punto di vista della correlazione col mondo delle colonne sonore, con questa bellissima esperienza che ci hai raccontato con C'era una volta in America, un capolavoro assoluto e con un tema altrettanto memorabile e iconico. Ma questo tema ti ha accompagnato tutta la vita, anche perché post scomparsa del nostro compianto Ennio, tu hai inaugurato insieme a un piccolo ensemble sotto la direzione del figlio Andrea la cerimonia del Festival di Venezia, dell'ultimo, proprio con il tema di Deborah. Cosa ha significato realizzare questa performance? Guarda, è stato qualcosa di incredibile. Ti spiego, così come ha voluto il maestro, non ci sono state delle esequie pubbliche e un momento, no, per poterlo piangere tutti insieme, come forse il mondo lo avrebbe voluto fare. Per sua proprio grande volontà e ferrea volontà ha deciso che l'esequio avvenisse in forma strettamente privata, solo per la sua famiglia, con la famiglia, eccetera. Quindi a noi tutti è mancato quel momento in cui ritrovarci, no, ancora una volta insieme sotto il suo nome e per lui e con lui. Quindi, premesso tutto ciò, è stata veramente un'emozione incredibile, perché abbiamo fatto questa apertura della 77esima mostra del cinema con tutte le restrizioni Covid che ci sono legate alle problematiche degli spazi, della compresenza, delle distanze di rispetto, eccetera. Quindi non c'era assolutamente possibilità di poter ospitare un'orchestra.
Eravate un ottetto, no? Se non Eravamo sbaglio. un doppio quartetto più contrabbasso, eravamo 9 strumenti, no, okay. e appunto Andrea Morricone e la famiglia ha deciso che l'unico brano che avremmo potuto fare in quelle condizioni era il tema di Deborah da C'era una volta in America. Ovviamente l'emozione è stata fortissima, per quanto avessimo già fatto un concerto a fine luglio a Ravello, per cui abbiamo inaugurato il Ravello Festival con Andrea, ma essere all'apertura della 77esima mostra del Cinema di Venezia, che vuole fare un omaggio a Morricone, ed è il mondo è a Venezia, cioè il Festival del Cinema di Venezia è il mondo del cinema, e sentire proprio quella compartecipazione di tutti, credetemi, anche dei posti vuoti, no? Come nei teatri c'è l'obbligo di lasciare i posti vuoti per mantenere le distanze, anche quei posti vuoti urlavano quella disperazione della mancanza di Ennio. Alla fine dell'esecuzione, a parte c'è stata una regia meravigliosa video che ha fatto veramente un miracolo. Io quando l'ho rivista ho pianto come un bambino proprio, ma alla fine c'è stata una standing ovation, degli applausi, e Andrea ci ha chiesto di alzarci in piedi. Quando ho sentito quell'intensità di quei pochi applausi, nel senso che erano poche le persone rispetto a quelle che potevano essere nella platea degli ospiti, ma così forti, così intensi, è stato lì che proprio mi sono sgretolato, ho iniziato a piangere davanti a tutti, perché è stato quel momento lì in cui ho sentito finalmente quel tributo al maestro che non c'era stato, e quindi devo dire è stato un momento molto 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 intenso, proprio veramente indimenticabile, questo sì. Come non potrebbe essere così? Ecco, con la scomparsa di Morricone trovo che si chiuda quello che io ho sempre sentito un po' come un filo continuativo di una tradizione italiana della musica applicata, insomma, no? Una storia raccontata in musica. Quindi io vedo un filo che continua da Puccini con Morricone, e lo vedo come conseguenza diretta, cioè così come il melodramma era seguito da Verdi, Puccini ancora prima, insomma da tutti i grandi autori dell'opera, così poi l'opera è naturalmente confluita nel cinema come ultima arte, come arte moderna, insomma, no? Ecco, e con la sua scomparsa si chiude un pochino quella che è la grande tradizione italiana di musica, di scrittura, di quel genere di scrittura. A tal proposito ti farei una domanda. Noi molto spesso parliamo che il tema concepito come melodia portante, leitmotiv, in questo momento insomma è abbastanza non è più come posso dire, un punto di riferimento. All'estero ancora bene o male il tema tiene, perché il cinema ancora segue molto quei canoni appunto un po' operistici, no? Ci sono i personaggi e il personaggio c'ha il suo tema, la storia ha il suo tema, l'ambiente il suo, capito? Ancora è molto codificato in quel modo lì. Qui da noi oggi stiamo andando più verso una situazione minimale, vorrei dire. So che a volte mi trovo un po' spaesato, perché sento che c'è una mancanza da parte della musica di raccontare anche quella piccola cosa, anche quella piccola ricerca, anche quella piccola storia, quel piccolo sentimento, ed è bello andarlo a vedere, ingrandirlo con la lente di ingrandimento, con un microscopio, no? Andare all'atomo, però perché questo poi deve togliere quel senso di poesia, quel senso di narrativa che fa parte della nostra cultura, che fa parte del nostro background. L'unica cosa che ho contestato a Morricone una volta, così scherzando, quando lui mi disse: ma sai, ormai la musica è finita, detto da lui che insomma ancora secondo me c'aveva casse di temi pronti, non ero d'accordo, e non lo sono tuttora. Secondo me
c'è ancora tutto da scrivere, perché comunque tutto è sempre nuovo, ognuno di noi è una sfumatura di un qualche cosa diverso dall'altro, e quindi quella sfumatura si può cogliere, si può raccontare, si può cantare, si può suonare, come le macchinine, no? Massimo lo canterei in un modo, Marco ti canterei in un altro, quindi io approvo buona parte del tuo narrare la mancanza di questo aspetto tematico, leitmotivico, comunque di questo aspetto espressivo della musica, che era molto nostro, soprattutto perché noi veniamo dal melodramma, dall'opera, hai citato grandissimi autori, grandissimi compositori. Dai 50 ai primi 80 c'erano ancora gli spazi per la musica nei film, perché i registi erano ancora aperti, buona parte di loro, anche i produttori, a concedere gli spazi alla musica, perché la musica aveva un valore che ha tuttora. Oggi come oggi forse quel valore lo capiscono ancora in Francia, in Spagna, nei paesi del nord, in Giappone, che hanno un grande florilegio di compositori, qualcosa un po' meno oltreoceano, perché lì si è un po' imbastardito tutto, soprattutto per quella questione dell'uso del tappeto, del sound design, ma non del motivo perché il tema dà fastidio. Oggi questa cosa la riscontro in Italia soprattutto nell'ambito televisivo o di quella narrazione filmica che ha pochi spazi, cioè mancano gli spazi. Se tu quelli là li togli, come fai ad andare avanti con un tema, a esporlo? Mi è capitato ultimamente di vedere alcuni film con una colonna sonora bellissima di autori italiani, anche giovani, bravi, che ho recensito, ma nel film io quel riscontro che ho ascoltato sull'album non l'ho avuto filmicamente, perché mi mancano gli spazi. A proposito di temi, perché secondo me si dovrebbe richiedere alla RAI di mettere in distribuzione o online o comunque far riuscire, diciamo, ristampare questo tuo CD bellissimo, che storie, raccoglie temi che sono nati anche in programmi televisivi. Ma io qui ci ho riscontrato tutta la tua esperienza, tutto il tuo essere un musicista. Ho sentito dei temi che sembrano Nino Rota, per esempio faccio tema di Arlecchino o Piovani, raramente qualcosa di Morricone che ti è rimasto dentro, però c'è del tuo. Guarda, allora facciamo una cosa, mi aggancio alla domanda che ti volevo fare, appunto, ovvero tu fino adesso abbiamo parlato di Pierluigi come strumentista, fondamentalmente, la sua collaborazione con Morricone e tutti gli altri, come pensatore libero riguardo la colonna sonora e non solo. Però insomma c'è anche una parte di sé di cui prima parlava, non come compositore ma come autore, che è comunque importante nell'ambito della vita e della carriera artistica di Pierluigi, perché non ci dimentichiamo che oltre a questo disco lui l'altro anno comunque ha vinto il Mercurio d'Argento nella sezione documentario, se non vado errato, ricordami il nome del Storie d'Oltremare. Storie di Oltremare. Ok. Tanto la colpa è mia, la colpa è colpa mia di Massimo. Lo vedi, sta sempre in mezzo proprio. L'abbiamo votato e abbiamo fatto vincere Pierluigi e ci siamo conosciuti così con Pierluigi. Allora, in questo senso, a partire quindi dal disco di cui parlava Massimo, a finire da questo documentario che ti ha visto vincere l'altro anno il Mercurio, ci parli invece un po' te come autore, ecco. Non lo diciamo, ma è un compositore, ma non lo diciamo, è un compositore. Che poi autore, sempre non dirlo, l'autore è quello dalla parte letteraria, comunque noi facciamoglielo credere. Però è una formula elegante per porre un rispetto. Va bene. Tra l'altro quel disco lì mi fa anche piacere sottolinearlo e ricordarlo, contiene una meravigliosa lettera che Morricone mi ha voluto scrivere quando gli mandai il CD che doveva uscire, e eccolo lì, guarda, il Privitera è perfetto proprio. È un montatore proprio, capito? È un montatore perfetto, quindi è una lettera in cui io così ho voluto così definire come, diciamo, il mio diploma di composizione, diciamolo così, che mi ha dato il maestro Morricone. A me va bene, va benissimo così. Non sono un compositore, ma ho avuto quella lettera che mi torna quasi come un diploma a firma di Morricone.
io ho iniziato a scrivere spinto da un caro amico, che è il protagonista e interprete di Novecento di Alessandro Baricco. Questo attore si chiama Eugenio Allegri. Ad Eugenio devo la mia seconda vita musicale. Per molti anni, appunto, nella mia vita ho praticato il teatro, nel senso che proprio ho lavorato in compagnia con Nicola Piovani, con una compagnia di Napoli, gli Ipocriti di Napoli, con cui abbiamo fatto spettacoli a Parigi, in Giappone, in tutta Italia, con il Teatro Stabile del Veneto, con il Piccolo Teatro di Milano. Tra l'altro, non so se là si vede, c'è una locandina, c'è il Socrate fatto da Gigi Proietti con la regia di Proietti, musica di Piovani e testo di Vincenzo Cerami, altre, insomma, un'altra triade così da niente, che andò in scena nel 2000 al Piccolo di Milano, ebbe un successo meraviglioso. E quindi mi capitava che, essendo in tournée, mi trovassi nelle stesse città in cui c'era Eugenio con il suo Novecento. Capitò che nel 99 lo chiamarono a dirigere un testo di Carlo Gozzi, che era il Re Cervo, e mi chiamò Eugenio e mi disse: senti Luigi, perché non mi fai tu le musiche? E io ho detto: no, se vuoi venga a suonartele le musiche, io non ho mai scritto. Dice, no, ma dai, ma provaci. Insomma, alla fine mi convinse, e io così un po' forse perché me lo sentivo, un po' perché amo le sfide, decisi di accettare, di provare. E andò bene, le musiche funzionarono, piacquero molto, e feci una cosa, eravamo 3 strumentisti, e io giocai con la musica semplicemente con un violino, un polistrumentista amico che suona ancora con Piovani, con cui ci eravamo conosciuti, che era un percussionista e clarinettista, e una clavicembalista. Le musiche piacquero molto, e fu così un inizio, insomma. Da lì poi passai ad altri spettacoli, ad altre cose, e quindi, diciamo, ecco, con il background della musica per teatro, da una parte, e anche dall'esperienza. Io dico sempre che poi il contrappunto l'ho studiato all'ultimo Leggio dei Secondi nell'orchestra sinfonica, da Vivaldi, Mozart, Beethoven, Brahms e via di Strauss, cioè, essendomi studiato per anni tutte le parti dei secondi violini, perché sai, i primi a volte è facile il tema, gli altri secondi violini e viole stanno lì in mezzo a fare tutto il contrappunto. È interessante questa cosa dello studio del contrappunto attraverso il lavoro dei secondi violini. Non ci avevo mai pensato, in effetti il gioco è tutto lì, il gioco è tutto lì. È vero che uno dice sempre un tema bene o male può venire anche a tutti, certo. E poi dopo il vestito come glielo fai? E questo Morricone non lo batteva nessuno, perché appunto lui e a temi e a orchestrazioni e arrangiamenti era assolutamente. E quindi, insomma, questo è stato, diciamo, il mio approccio alla scrittura. Poi mi avevano chiamato per fare veramente delle musiche per un film. Mentre stavamo, insomma, iniziando a preparare tutta la pre-produzione, a decidere tutto questo, il produttore mi dice: guarda, fammi una cortesia, visto intanto stiamo lavorando a questa cosa qui, c'ho dei giovani che sono un'opera prima, hanno fatto un film horror, c'è dentro un po' di musica techno, così un po' di ambienti in discoteca, però mi serve una colonna sonora, insomma, che dia un po', che leghi tutto quanto, che dia un po' corpo, pensaci tu, dammi una mano, fammi qualche cosa. Sono messo a lavorare, abbiamo fatto questa cosa molto carina, che era The Hounds, questo film che è stato realizzato e prodotto in Inghilterra dai fratelli Del Piccolo, Roberto e Maurizio Del Piccolo, che sono poi degli appassionati del genere horror. Quando disse a Morricone, dico: adesso sto facendo finalmente il mio primo film, dico, un horror, cioè, lui mi guardò e mi disse: tutta musica dodecafonica, tutto dissonante, E quindi, e anche lì le cose andarono bene, il film ha vinto vari premi, insomma, vinse anche il Fanta Festival cos'era, il 2011, 2012, non mi ricordo, sì, insomma, quindi anche premi internazionali all'estero, insomma, e quindi poi
E parlaci invece di questo Storie d'Oltremare. Questo Storie d'Oltremare è stato anche lì una cosa molto carina, molto divertente, perché il regista, che è Lorenzo Garzella, con il quale avevo fatto a mia insaputa una colonna sonora di un film che era andato anche a Venezia, molto bello, che si chiama Il Mundial Dimenticato, che era un film, un mockumentary, che raccontava praticamente del Mondial del 42 che non venne giocato perché c'era la guerra mondiale. E niente, quindi Lorenzo Garzella mi ha richiamato e mi ha detto: guarda, farò questo documentario su questo pittore Antonio Possenti di Lucca, che era un personaggio incredibile, un grande artista, che aveva la peculiarità che da un certo punto in poi lui disegnava sulle carte nautiche dismesse. Quindi lui prendeva i fogli, sai, delle carte nautiche, quelle diciamo, per chi naviga, no? ci fa sopra le rotte, eccetera, eccetera. E lui, dai segni che c'erano, tutte le batimetrie, tutti i segni, le coste, le cose, eccetera, inventava delle cose e realizzava dei disegni meravigliosi. Tra l'altro il documentario realizzato da Garzella è fantastico anche tecnicamente, perché poi loro hanno estrapolato dei personaggi dei disegni del maestro Possenti e li hanno animati. Quindi hanno creato una sorta di cartone animato che ricorda molto i Luzzati degli anni 70, non so se vi ricordate quelle sigle che c'erano in televisione, vabbè, voi siete giovani. Ma quella del Carosello? Del Carosello, che ce n'erano tante, che c'erano tutti questi disegni animati di Luzzati, insomma, era un po', mi ricorda quello lì. E anche lì mi disse: guarda, però come prima cosa devi affrontare subito una problematica, cioè una scena che è praticamente il finale del documentario, in cui tutti questi personaggi che noi abbiamo estrapolato, ricreato e animato, in una marcia notturna nelle strade di Lucca si raggruppano e confluiscono nella piazza centrale del mercato, in una sorta di festa, di baccanale notturno di questi personaggi, questa cosa, eccetera. E siccome sono tutti personaggi che hanno strumenti, che suonano strumenti inventati peraltro, perché erano delle cose strane, che suonava strumenti quasi di quelli tipo africani, sai, quelli fatti con i gusci di tartaruga, oppure uno segava un violino con una sega proprio, insomma, comunque molto di fantasia, cioè, e quella è la scena clou del documentario. Ci tengo tantissimo, vedi se riesci a risolvermi quella cosa. Quando mi sono seduto davanti al video, ho visto quello, ho detto: mamma mia, come si fa a musicare questa cosa, eccetera. Poi mi sono messo a lavorare, abbiamo individuato un tema che funzionava, e la fortuna ha voluto che poi mi sono trovato con un montaggio evidentemente dato dai movimenti dell'animazione, che forse è anche, vedi lì già ha certa tecnica che deve essere fatta con una certa cadenza per dare il movimento, quindi il ritmo è stato fondamentale. Quindi trovato il ritmo giusto e trovato al contempo il tema che funzionasse, nel momento in cui lo sono andato a stendere sulle immagini è diventato addirittura sincrono. Quindi mi sono trovato la strada spianata e ho potuto giocare proprio con un discorso di sincronizzazione tra suoni di strumenti più o meno immaginari, più o meno reali. Dove c'era un clarinetto sono riuscito a metterci il clarinetto, dove c'era la fisarmonica, il violino, la chitarra, eccetera. E quindi c'è stato questo lavoro di grande sincronizzazione che mi ha dato veramente molta soddisfazione. È molto interessante quello che dici, questo appunto che hai fatto prima, che fa il paio con quello dei secondi violini al contrappunto. Io prendo nota, e cioè sul fatto che il sincrono dei film d'animazione evidentemente esiste già dal montaggio, più che evidentemente una sequenza filmica tradizionale. Guarda, certo, probabilmente è ovvio che tutto diventa più facile quando la musica è già decisa prima, perché poi a quel punto il montaggio viene fatto sopra le immagini, ma evidentemente ci deve essere proprio una questione di frame,
no? Come si Sì. suol dire. E qua poi mi viene in mente ancora un'altra storia sempre di Morricone, ma non è che però purtroppo ci ho convissuto 35 anni, 36 anni, dico, quindi insomma non è facile non parlarne. Che lui ad esempio si era fatto tutto, me lo ricorderò finché campo, un fogliettino che era liso dagli anni, scritto a penna, in cui lui praticamente si era rapportato i frame, praticamente i fotogrammi, perché parliamo di pellicola come lui ragionava, rispetto ai tempi del metronomo. Quindi BPM rispetto a frame. Esattamente, quanti frame c'erano in quel BPM a quella velocità X di metronomo. Lui sapeva che dividendo quel tempo di quella misura, se lui al secondo ottavo avesse messo una tromba che faceva uno squillo, gli cascava esattamente in quel punto. Lui, per sua abitudine con il suo tecnico, gli diceva: mi metti il click a 300, che non era il 300 di metronomo, ma che erano i frame nella misura. Perciò la cosa incredibile è che adesso esistono dei software che fanno questo lavoro. Il pensare che lui 30 anni fa se lo faceva a mano era un software umano, era. Mi diverte tantissimo, ad esempio c'è nel tema di Gabriel, il famoso tema di Gabriel di Mission, che registrarono però a Londra, con London, in cui verso la fine c'è una risoluzione sulla tonica anticipata sul quarto movimento della misura. Il pezzo in 4 quarti, la tonica lì a quel punto arriva sul quarto movimento, cioè vale a dire prima del tempo forte, no? Come si suol dire. Lo traduco perché magari hai visto mai che ci seguisse qualcuno che non è tecnico di musica e non capisce. E mi diverte tantissimo perché ogni volta che vado in internet così metto un po' a cercare oppure vedo, trovo le persone che hanno fatto le trascrizioni di quel brano, che si sono scervellate a far cercare di ricadere quell'accordo di tonica sul primo tempo di una nuova misura, sul battere della misura. E quindi vedi che fanno battute dei 3 mezzi, fanno battute dei 5 quarti prima, dei 7 e mezzo più 1. Lui semplicemente, ci stavano situazioni in cui a volte in sala incisione arrivava lì, vedeva che con l'esecuzione dal vivo non gli tornava, dice: signori, per favore, quella misura mi mettete, la facciamo di 3 quarti anziché di 4 quarti, tagliate via il quarto quarto, e rimaneva così. Guarda, questo mi fa fare, faccio una breve proprio dissertazione su un'altra cosa. Da percussionista i tempi dispari sono una cosa che allora, si è sempre detto che il tempo, i tempi dispari derivano dai passi di danza in qualche modo. E questo fatto delle misure monche derivava dal fatto che c'era bisogno di un certo passaggio di danza, per cui alla fine qualche anno più avanti, se posso dire che per la ricerca di un sync nell'ambito di un film si può mettere la tonica sul quarto. Ma assolutamente. Morricone era grande in quello, anche l'avrebbe potuto fare pure in 7 ottavi proprio. Senza problemi. Guarda. L'idea che mi faccio ogni volta che sento racconti di Morricone è che lui stava avanti agli altri una trentina d'anni proprio. Non ha mai smesso di studiare, di ricercare. Va bene, sentite, io mi dispiace, con Pierluigi si potrebbe stare anche lui con un paio d'anni qui, ma siccome Pierluigi poi lo richiameremo sicuramente, perché ripeto, è un pensatore raffinato e quindi con grandi intuizioni, quindi ci farà piacere se ritorni a farci compagnia su tematiche varie. Allora dobbiamo chiudere. Un ringraziamento di cuore a Pierluigi Pietroniro, violinista e autore. Attenzione. Grazie. Ciao Massimo, ciao Pierluigi, alla prossima. Ciao Marco, ciao Massimo, grazie a tutti, grazie. Ciao.